Grazie a Gabriele Lobello e come abbiamo sentito una specifica ricerca epidemiologica è stata affidata dalla Regione all'Università di Padova. L'iniziativa è stata presentata poco fa a Marghera dal presidente Zaia e dall'assessore alla sanità Lanzarin. Sentiamo a riguardo il professor Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera, intervistato da Curzio Pettenò. Un intero paese è stato messo in quarantena ed è stato chiesto di fare il tampone a tutti. Quindi abbiamo una fotografia dell'epidemia molto vicina all'inizio, cioè al momento in cui è stato scoperto il primo caso grave. Lo studio di Vo permette per la prima volta, avendo 2 punti a distanza di tempo, di capire esattamente qual è l'R0, di stratificare la popolazione per il rischio, per età, anche perché noi di questi conosciamo la storia clinica, conosciamo i contatti, e allo stesso tempo capiremo per la prima volta l'effetto delle misure di quarantena e allo stesso tempo sarà un grosso vantaggio della comunità di Vo perché gli eventuali persone che si sono positivizzate verranno identificate, messe in quarantena e forse Vo diventerà il posto più sicuro. Ecco, quindi questo, voglio dire, fatto questo studio non ci sarà nemmeno più bisogno di fare la quarantena a Vo. Anche rispetto alle chiusure che sono state decise a livello nazionale potrà dare delle indicazioni? E certo potrà dare indicazioni perché potrà innanzitutto dare una metrica per capire come queste chiusure funzionano e quando è il momento di levarle. Le chiusure che ci sono state adesso come le valuta? Le chiusure anche delle scuole a livello nazionale? Ma guardi, io penso che chiaramente non esistono dati certi per stabilire se la chiusura di una scuola ha un effetto sulla diffusione dell'epidemia, però come misura precauzionale io la ritengo corretta. Nervi